Nel segno di San Francesco e del forte legame con Sant'Antonio si apre il Giugno Antoniano, un avvio in musica per l'edizione 2026 che festeggia i 20 anni della rassegna dedicata al Santo di Padova. All'Oratorio di San Giorgio si comincia con il duo Vasco Mirandola e Sergio Marchesini con la prima di La preghiera che mi resta. E piano piano proporrà a tantissimi cittadini di Padova e non solo iniziative anche rivolte a valorizzare la basilica, a momenti di preghiera, ad altri momenti musicali. Quest'anno il Giugno Antoniano è dedicato all'8° centenario della morte di San Francesco e per questo dal 3 al 7 giugno sarà aperta al Santo nella Sala Bonaventura una mostra di presepi e diorami francescani. Vogliamo guardare a Sant'Antonio proprio come a un frate francescano che tra gli altri ha brillato sull'aspirazione e sul carisma di San Francesco d'Assisi. E poi invece per quanto riguarda il Giugno Antoniano, quest'anno giunge alla 20ª edizione, quindi anche questo è un bel anniversario, ecco, che ha visto in questo ventennio collaborare oltre ai frati della Basilica, la delegazione, il comune, tante altre associazioni, tanti volontari, tante iniziative di carattere culturale, devozionale, musicale.